Favorevole o contraria al Green Pass? No, mi va benissimo, lo metterei anche più rigoroso personalmente. Lei ce l'ha? Certo che ce l'ho, c'ho quello cartaceo ma anche sul cellulare, quindi non lo vedo tutta sta roba grandissima, ma sa, noi italiani siamo fatti così, dobbiamo tutto amplificare. Ieri sera siamo andati a una festa, ce l'hanno chiesto, abbiamo un attimo fatto vedere, chiuso. Cioè noi siamo favorevoli per il semplice fattore che si sa cosa abbiamo passato. Dunque Sono assolutamente d'accordo sul fatto che chi prende, se vogliamo dire, il rischio o comunque fa la sua parte in termini di dovere civico, di senso civico, non sia relegato come eravamo durante una situazione di lockdown. Favorevoli, io ce l'ho. Lo mostra senza problemi. Sì. Assolutamente favorevole. Quindi tu te lo sei fatto? Sì, assolutamente. Dovremmo fare anche il QI pass per poter parlare. Sono favorevole a questo, non ci mancherebbe. No, non sono contraria ai vaccini io. Sono contraria, perché secondo me viviamo in un paese democratico e invece sta diventando qualcosa di diverso. Personalmente sono contraria, Perché? perché vedo che è una cosa antidemocratica e discriminante. In verità abbiamo già utilizzato il Green Pass perché ci è stato richiesto in tutti i musei da giorno 6, in buona sostanza. Ritengo che sia una cosa giusta, un gesto di grande civiltà e consiglio a tutti i miei connazionali di vaccinarsi perché in questo momento è l'unica arma che abbiamo contro il virus.